Amici bellini, è lunedì, quindi buon martedì e state per assistere, penso, al video più importante che abbia mai registrato, credo, su questo canale so far fino adesso. Quindi vi chiedo una particolare attenzione perché è importante per capire la situazione del Napoli, se vi interessa saperlo nello specifico, perché mi sono fatto un paio di chiacchierate con persone importanti e voglio mettervi al corrente. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, voi che siete ovviamente affezionati a questo canale sapete che io non mi faccio mai le reazioni live sono una cosa, ovviamente grido, mi faccio prendere, eccetera, eccetera. Però voi se siete qui e se tornate è perché volete un'analisi lucida, a freddo, dove si analizza tutto e dove non si prende il risultato per fare le analisi, ma si guarda la prestazione e si cerca di andare in profondità. E bisogna andare in profondità. E vi chiedo anche, vi ricordo, se vi va, di iscrivervi oltre a essere iscritti al canale e lasciare un like, che per me è vitale, per voi è gratis. In basso in descrizione trovate il link per il canale Telegram. Sul canale Telegram io poi vi lancio la notifica ogni qualvolta vado live anche sull'altra piattaforma, quindi è importante che mi possiate seguire anche di lì, perché io lì ho un po' più di tempo, non ho limiti di tempo che invece su YouTube ho, e quindi possiamo andare nello specifico, siamo di meno, siamo più pochi e possiamo praticamente anche rispondere alle domande più nello specifico. Questa è la premessa. Ora, vogliamo analizzare la partita col Verona? Sì, si può fare, si deve fare ed è presto detto, si può analizzare, ma bisogna andare un attimo più nel profondo perché io credo che il problema sia serio, ma molto serio, e coinvolge tutti, coinvolge Gattuso. Io non è che devo difendere, no, il mio lavoro non è difendere Gattuso, il mio lavoro è guardare, avere un'opinione e dirvela e confrontarmi con voi. Nella partita di ieri c'era un'idea, ok? Quando il Napoli batte e Demme fa il lancio in verticale non è un caso, è l'idea, il famoso piano di gioco che Gattuso aveva studiato per superare il centrocampo, visto che il Verona è la squadra che in Serie A pressa di più e pressa meglio e sanno come bloccarti le linee di passaggio, e quindi fare il tiki-taka avrebbe comportato essere sterili, non essere pericolosi, eccetera eccetera. Tu avevi l'opzione Lozano e la dovevi sfruttare. Se Demme prende palla e lancia non è un caso, è l'idea che Gattuso aveva dato alla squadra e l'abbiamo messa subito in pratica, ok? Fatalità vuole che segniamo pure, quindi perfetto, va proprio come doveva andare, si reagisce bene alla sconfitta di Supercoppa, si fa quello che dice l'allenatore, dopodiché si può continuare a giocare così, verticali, anche senza quel patema d'animo. Il Napoli lo fa per un pochino, si appoggia a Petagna, arriva qualche lancio lungo anche da parte di Meret, non sempre controllato benissimo, ma va bene, ci possono stare gli errori tecnici. Ed è un errore tecnico, anche un errore di concentrazione e di non voglio dire né annusare il pericolo né avere il veleno, perché ci siamo scocciati di sentire queste cose qua, però è importante dire che il gol che noi subiamo è un'uscita classica del Verona, dove loro con i triangoli, e ve lo faccio vedere con delle immagini, con i triangoli loro superano il primo pressing nostro, quello di Lozano, tremendo, triangolo, Di Lorenzo insegue, non riesce a bloccare il triangolo, dopodiché quindi Di Marco si chiude il triangolo con Di Marco, ma Di Lorenzo si ferma. E quando Di Lorenzo si ferma mi stai comunicando che tu più di tanto non te ne freghi. I giocatori del Verona non si sarebbero mai fermati, avrebbero continuato a correre alla disperata per chiudere poi la linea di passaggio, perché oramai si era visto che quando ha funzionato il triangolo lì è gol perché stai tutto sbilanciato. E allora queste sono le famose preventive, no? Se tu non fai le preventive, ovviamente devi correre perché hai fatto un errore e devi aggiustare. Possono correre anche i difensori, possono correre i centrocampisti, ci arriva Lozano prima di Di Lorenzo, quindi la cosa è grave. La cosa è grave perché Lozano stava molto più avanti. Quindi errore di Lorenzo importante. Quando succede questo, il Napoli si sfilaccia completamente. Ci dimentichiamo dell'idea di gioco che Gattuso aveva dato per questa partita, che era un'idea di gioco chiara, di verticalità anche alta, quando è il caso, perché Koulibaly si prende la responsabilità e lancia verso Lozano, si deve anche scavalcare il centrocampo, così si fa. Così si doveva affrontare il Verona e l'idea non era male. Quindi quando mi dite che Gattuso non ha idee di gioco è una
una cosa sbagliata, l'idea di gioco c'era, la partita si era studiata così e poi il Napoli decide di non farlo. Quando Gattuso in conferenza dice queste cose qua, non sta cercando di pararsi la palla, perché Gattuso, secondo me, ad un certo punto si dimetterà, e se non si dimette domani, si dimette alla prossima volta in cui questa squadra non fa quello che dovrebbe fare e quello che si è studiato in settimana. Ma ci sono due cose: l'allenatore può gridare in campo, può ricordare "Uè, ma ci siamo dimenticati che dovevamo attaccarli verticali", ma ci deve essere pure qualcuno in campo che si prende la responsabilità e lo dice. L'unico leader in campo era Insigne, che però ha i problemi suoi mentali e quindi così non funziona, così non ce ne usciamo mai più, perché lui la voleva risolvere personalmente e anche lì vuol dire che non stai seguendo quella che è la linea. Io lungi da me, questo video già è troppo lungo, lungi da me difendere Gattuso, perché anche Gattuso in questo momento non ci sta capendo niente, perché i cambi sono schizofrenici, perché se stai insistendo su dei giocatori che non ti seguono bene è colpa tua, se stai continuando ad alternare Meretti o Spina è colpa tua, perché rende tutta la difesa instabile. Maximovic non è in grado, Di Lorenzo in questo momento sta male, Yusai a sinistra non si può guardare, tutta una serie di problemi a catena che quando il Napoli è fragile mentalmente escono fuori tutti e quindi arrivano le sconfitte, e le sconfitte cominciano ad essere troppe per una squadra che vuole arrivare in Champions League, non per una squadra che punta allo scudetto, ma anche per una squadra che vuole arrivare in Champions League. Le sconfitte sono troppe. Io avevo preparato un bellissimo video che però stava diventando di 30 minuti, un video di ricapitolopatia, un video di recap di tutte le cose che il Napoli ha fatto in questo girone d'andata, però mi rendo conto che quando sono troppo lunghi voi non arrivate nemmeno a vederveli, quindi è troppo importante che io lo riassuma il più possibile. Il Napoli parte con il Parma, ok? Giochiamo 4-3-3, primo tempo, il Napoli è abulico, basta che vi riguardate le reaction, perché ad ogni reaction vi spiego cosa succede nel tempo. 4-3-3, siamo abulici, il Parma si chiude in difesa, non riusciamo a essere pericolosi mai. Che cosa succede? Entra Osimhen, il Napoli cambia, il Napoli diventa pericoloso, il Napoli vince 2-0. Resta Osimhen, il Napoli vince 6-0 con il Genova. Dopodiché si affronta l'Atalanta, si affronta sempre con Osimhen e il Napoli vince 4-1 affrontando l'Atalanta in maniera verticale, la stessa partita che dovevi fare col Verona, sempre in verticale con Osimhen che ti crea scompiglio e ok. Ora questo anche per quelli che dicono Osimhen comunque non segna. Osimhen ci aveva cambiato la stagione e su quello si stava lavorando per andare avanti e per risolvere i problemi di 4-3 abulici e sterili e di passaggini tiki-taka orizzontali che non ci facevano segnare più, perché ricordiamoci che questa squadra viene dall'anno scorso con i problemi di Ancelotti. Gattuso arriva, perde qualche partita, dopodiché li risolve giocando 4-3-3 umili, tutti dietro alla palla, vinciamo una Coppa Italia, dopodiché smettiamo di giocare di nuovo, ricordatevi questa cosa qua. È dall'anno scorso che smettiamo di giocare dopo la vittoria, perché questi giocatori, questo gruppo, e questa è una storia che comincia da quando si perde con la Fiorentina 3-0 nell'anno di Sarri, questo gruppo una volta perso quello scudetto non ci crede più a lottare per questa maglia, questo gruppo lotta solamente per lo scudetto. Con Ancelotti il primo anno si allontana la Juventus, pali contro pali, rigori, non ha importanza. Quando la Juventus si allontana il Napoli si adagia, arriva secondo per distacco per mancanza di avversari. Dopodiché l'anno dopo stessa cosa, il Napoli si adagia perché la Juventus si allontana, si adagia fino a rischiare la retrocessione, perché poi stavamo rischiando la retrocessione perché il Napoli l'anno scorso fa 10 punti in meno rispetto a quelli che abbiamo fatto quest'anno. Quindi ricordiamoci questa cosa qua, quest'anno sta succedendo la stessa cosa. Ad un certo punto ieri Gattuso dice la classifica è corta, non lo dice per pararsi il culo, lo dice per dirlo ai giocatori: guardate che quest'anno era un'occasione incredibile dove la Juventus non c'è più e si poteva lottare con le milanesi che qualche cosa possono anche sbagliarla, e voi, se vi impegnate veramente, quest'anno si poteva anche provare a fare qualcosa di più della Champions League. La classifica è corta, perché noi ne perdiamo parecchie, ma le altre le abbiamo vinte perché noi non pareggiamo. Allora ci dobbiamo rendere conto delle attenuanti che ha Gattuso, e io non difendo, perché
Le attenuanti le ha fino ad un certo punto. Io considero fino alla partita con l'Inter che il Napoli non merita di perdere, dopodiché con la Lazio meritiamo di perdere, diamo le colpe a Gattuso, con il Torino male, la risolviamo al 90° con Insigne, ma male, malissimo. Con il Cagliari invece vinciamo bene, abbiamo la reazione dopo il pareggio comunque subito. Con lo Spezia non era colpa di Gattuso, è colpa della mancanza di finalizzazione dei nostri attaccanti, ma perdiamo, quindi ancora si allontana l'obiettivo, ci sfaldiamo completamente. Vinciamo a mazzo con l'Udinese, vinciamo bene con la Fiorentina, ma anche lì, se voi andate a vedere gli XG, il Napoli non meritava di farne 6, ma ne meritava di fare 2 e 1 con la Fiorentina meritavamo anche di subirlo, dopodiché si arriva al Verona e abbiamo visto quello che è successo. Senza considerare la Coppa Italia e la Coppa e l'Europa League, perché quello è un altro paio di maniche, ma anche lì il Napoli ha dimostrato alti e bassi che sono da attribuire anche alla gestione di Gattuso, che non è esente da colpe assolutamente. Io non mi stupirei se Gattuso un domani decidesse di dimettersi, perché l'uomo Gattuso è capace di dimettersi se vede che i giocatori non lo seguono e se vede che lui comincia a fare brutte figure, perché in giro si dirà Gattuso out, non si dirà. È però l'attenuante adesso l'idea del 4-3-3, se tu lavori su Di Lorenzo magari non si parlerà di tutte queste cose qua, perché a inizio anno abbiamo detto questa rosa è forte, questa rosa ci convince, è la rosa più completa dell'era De Laurentiis, ed era anche una cosa vera. Però questi giocatori sono la rosa più forte dell'era De Laurentiis solo se danno il 150% come lo davano con Sarri per raggiungere lo scudetto. Questi giocatori qua per la Champions League le gambe non se le scassano, per la Coppa Italia, per la Supercoppa, per quelle che noi tifosi chiamiamo coppette, le gambe non se le scassano, quindi mettetevi bene in testa questa cosa. Gattuso ha le sue colpe, siamo d'accordo, Gattuso si dimette, bene, ci fa bella figura lui e ricominciamo noi, ma se non diamo le colpe che hanno ai giocatori siamo disonesti secondo me, perché questi giocatori sono gli stessi che sono capaci di fare grandi prestazioni contro grandi squadre e poi si afflosciano contro le piccole. Vuol dire che siete fragili mentalmente e pensate ad altre cose. Poi tatticamente lo sapete che io parlo della tattica, lo sapete, e faremo degli approfondimenti, ma è molto più importante capire adesso che questi giocatori qua, perché succede con Ancelotti, cacciamo Ancelotti e viene Gattuso, succede anche con Gattuso, cacciamo Gattuso e ne viene un altro, succederà anche con un altro se non facciamo una rifondazione seria partendo da tutti i senatori che vengono dal periodo di Sarri. Ne sono rimasti pochi ma sono importanti. Koulibaly, Insigne, Ghoulam sono giocatori che non ce la fanno più, e quelli che determinano anche il mood generale nello spogliatoio. Questi non ce la fanno più, bisogna ricominciare da quelli freschi, da Meret, da Lozano, da Elmas, da quelli freschi, Osimhen, ricominciare dai freschissimi, ciao Mertens, ciao Zielinski, ciao tutti quelli che hanno lottato con Sarri e non hanno vinto perché non sono in grado di avere continuità nell'obiettivo, che in questo caso deve essere la Champions League e non lo scudetto, perché non siamo in grado. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Se mi avete seguito fino alla fine siete i miei eroi, se invece vi siete persi e rispondete però Mario Ruiz dai, non avete capito il mio discorso. Nello specifico ci entriamo nei giocatori che fanno gli errori eccetera eccetera. Koulibaly che dove si trovava nel secondo gol non si capisce, lo stesso Mertens che appoggia il pallone agli avversari per il 3-1, tutte cose giuste tecnicamente, ma oggi il discorso è più profondo e se l'avete capito siete i miei eroi. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500, dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da sapere solo, non mi ricordo come mi chiamo.